Ci sono casi in cui crescere in un determinato territorio condiziona e plasma in modo deciso il destino professionale di chi ci vive. Se questo territorio poi è quello dolomitico, l'equazione è ancora più evidente. Vivere nel cuore dell'Agordino, tra spettacolari foreste alpine, può ad esempio più facilmente indirizzare verso un progetto che si fondi sulla lavorazione del legno. Ma per concretizzare un'idea e trasformarla in un successo ci vogliono poi tanta passione e volontà, nonché quella capacità innata che bisogna in tutti i casi saper coltivare. Questa è stata anche la strada intrapresa da Cristian Begali, titolare della Sgubia a Cenceniga Gordino. Sono Begali Cristian, sono nato a Cencenighe e sono titolare della falegnameria La Sgubia. 16 anni fa è nata aveva un piccolo laboratorio al centro di Cencenighe, un garage, iniziato per la mia passione del legno, della natura e del luogo in cui vivo. Prima di aprire la ditta ho lavorato in 2 aziende della zona dove ho imparato a lavorare e ad appassionarmi a quello che è il ramo della falegnameria. Andando avanti nel tempo, chiaramente ho avuto la necessità di allargarmi per l'acquisto di macchinari e per l'assunzione di personale. Siamo in 9 e 800 metri quadri di falegnameria. Nell'arco di un tempo adesso di qualche anno la mia idea è di evolvere ancora la parte sia produttiva che quella progettuale. Vedo che comunque nell'arco di questi anni il cliente è sempre stato soddisfatto. Chiaramente c'è sempre molto lavoro da fare, sia nell'ambito dell'arredamento che dei complementi d'arredo che eseguiamo completamente in ditta. Il nostro arredamento è prevalentemente in legno. Il cliente che viene alla falegnameria mi chiede un arredamento fatto con del legno delle nostre zone, tipo larice ed abete. La tipologia delle nostre produzioni è sicuramente moderna. Da 8-10 anni a questa parte c'è stata un'evoluzione più che altro nel design, che ha tolto praticamente tutte quelle, diciamo, cornici e cornicette che c'erano un tempo e privilegiando un arredamento lineare e sobrio, però rispettando quello che è l'ambiente di montagna, quindi sempre legno possibilmente grezzo, legno vecchio, legno antico. Il rispetto da parte mia per l'ambiente di montagna è assoluto, quindi noi cerchiamo di adoperare tutte le materie prime che vengono dal nostro territorio, che logicamente ci dà sia le tavole di larice che le tavole di abete che noi andiamo a lavorare e consegnare al nostro cliente finale. Ci sarà sempre un'evoluzione dal lato del design, però bisogna sempre rispettare quello che è la tradizionalità del territorio e quello che è il bene primario del nostro territorio, che è sicuramente il legname. Il caldo che il legno dà a noi e dà al cliente è sicuramente un qualcosa in più che qualsiasi altro tipo di arredamento sicuramente non può dare. Voglio anche parlare del 2018, quando siamo stati colpiti dalla tempesta Vaia. Ho notato sia da parte mia che da parte dei miei clienti un attaccamento al nostro territorio e anche al legno ampliato. Questa problematica che noi abbiamo avuto molto grave, che ha devastato gran parte del nostro territorio, ci ha anche fatto sì che la nostra caratteristica di artigiani è venuta fuori ed abbiamo creato con il legno di Vaia diversi tipi di lavorazioni, ultima delle quali abbiamo lavorato per la Microsoft di Milano, che è stata molto attenta a questa devastazione che noi abbiamo avuto, e abbiamo creato il banco della reception del nuovo stabile Microsoft di Milano. Questo ci fa capire che il sentimento verso il territorio e verso
la nostra materia prima è sicuramente notevole da parte nostra, ma anche da parte di enti e persone che vengono dalle città. Si pensa sempre che chi vive in città non ha la passione del legno, vede sempre il legno come un distaccato da quello che è la propria realtà, e effettivamente ho notato che i miei clienti che vengono da varie città italiane hanno un attaccamento di gran lunga superiore a quello che pensavo. Sono convinto che nel prossimo futuro la nostra zona riemergerà anche grazie al lavoro dei bravissimi artigiani che ci sono di zona, e anche chiaramente all'artigianalità della mia ditta e dei miei collaboratori.